Quello che voglio dire oggi con forza è che il loro sacrificio non sia reso vano. Faccio appello a tutti affinché episodi simili non debbano più accadere. Il dolore, le lacrime strozzate in gola e le bare avvolte dal tricolore. Ad una settimana dalla tragedia, i familiari di Marco Piffari hanno affidato ad un legale, l'avvocato Davide Adami, i dubbi, le mille domande senza risposte. Chiedono chiarezza sul blitz che gli ha strappato per sempre il loro caro. Il legale preferisce non parlare a microfono, ma ci spiega che nei prossimi giorni contatterà anche le famiglie delle altre vittime. Bisogna capire come è stata organizzata la perquisizione e l'irruzione nella casa dei Ramponi e che cosa avevano in mano i militari per preparare il piano d'accesso al casale, ma soprattutto se è stato fatto tutto il possibile per garantire l'incolumità dei carabinieri. Non vogliamo puntare il dito verso nessuno, ha concluso l'avvocato, ma capire che cos'è andato storto. Una tragedia che poteva essere evitata? Quelle Molotov, viste qualche giorno prima sul tetto della casa, le continue minacce di Maria Luisa Ramponi rivolte a chiunque volesse entrare o portargli via l'abitazione, l'instabilità emotiva, l'isolamento totale dei fratelli dalla comunità, aspetti che rimarcavano la complessità della situazione. Nell'esplosione sono morti Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, il più giovane, uccisi sotto le macerie del casolare. I responsabili, i tre fratelli Ramponi, sono accusati di strage, detenzione di esplosivo e resistenza pubblico ufficiale, ma le famiglie vogliono capire perché tutto questo è capitato. Intanto la donna che ha innescato l'inferno, Maria Luisa Ramponi, la più piccola dei fratelli, è ancora ricoverata in ospedale. Il suo difensore, l'avvocato Alessandro Ballottin, ha chiesto al Policlinico Borgo Trento di poter parlare con la sua assistita appena sarà possibile, ma la strada che potrebbero percorrere i legali degli indagati è quella di una perizia psichiatrica per stabilire se fossero capaci di intendere o volere al momento dei fatti. A parlare l'avvocato di Maria Luisa Ramponi. Si valuteranno anche le possibilità di farla valutare da un punto di vista proprio medico, se sussiste la capacità di intendere di volere. Cioè, prima, da quello che so, insomma, non aveva nessun tipo di problematica che emergesse, insomma, al di là di tutto. Non so a seguito dei tristi eventi se ci saranno delle ulteriori cose da considerare. Ecco. Sembra fra l'altro che Dino ultimamente dormisse in giacigli di fortuna e non più in quel casolare, che avesse più di qualche problema coi suoi stessi fratelli, ma questo forse poco cambia rispetto alla tragedia provocata e rimangono quelle immagini strazianti all'interno della camera ardente, quell'abbraccio dei colleghi e quelle lacrime che non si potranno dimenticare.